L'acqua si perde per strada e diventa difficile anche poterlo segnalare, perché chiamando gli uffici dell'AICA bisogna aspettare il proprio turno, poi se tutto va bene si arriva a segnalare il problema, ma al centralino. Ieri avremmo voluto parlare non con il centralino, appunto, ma con qualcuno dei responsabili della manutenzione, ma è stato inutile. È chiaro che non si rende un servizio di qualità lasciando in mano tutto ai giovani operatori che fanno quello che possono, anzi di più. E così, come documentano le immagini girate ieri a Fontanelle, in via Alessio Di Giovanni, l'acqua scorre a fiumi, in un punto dove tra l'altro si è formata da alcune settimane una voragine che così rischia di allargarsi se il flusso d'acqua dovesse continuare. Questa è l'AICA.